Bene, benvenuti a questo primo appuntamento con la Digital Showroom di Samu Expo, un progetto messo in campo da Confartigianato Imprese Veneto insieme a Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, Confartigianato Imprese Padova, con il supporto di EBAV, da un'idea di Venice Promex. Questo ci tengo a dirlo anche perché ho qui a fianco a me Franco Conzato, che di Venice Promex è direttore generale. Adesso magari racconteremo velocemente, Franco, come è nata questa idea della Digital Showroom, ma siamo qui anche con, potremmo dire, il padrone di casa, Francesco Terrin, che è il coordinatore dell'area marketing e commerciale di Pordenone Fiere. Benvenuto anche a te, Francesco. Grazie, buongiorno. Allora, due parole prima di entrare nel vivo di questo che è il primo appuntamento. Il titolo è tutto un programma e sarà anche un po' un match, fiera tradizionale versus fiera digitale. Ma dove siamo? Siamo nella Digital Showroom allestita all'interno di Samu Expo, un progetto, dicevamo, di Confartigianato Imprese. Digital Showroom, cioè uno studio virtuale. Voi vedete un setting molto bello, efficace, con una grafica piacevole. Siamo in realtà in uno studio appunto con un green screen, uno studio collocato all'interno del padiglione, e la Digital Showroom come opportunità nata, anzi sviluppatasi in particolare in tempo di pandemia. È così, Franco Conzato? È un'iniziativa che Venice Promex su cui Venice Promex ha scommesso, in particolare realizzandone una a Padova, corretto? Assolutamente sì, Domenico, è nato proprio in tempo Covid la Digital Showroom perché ci trovavamo di fronte ad un problema: le persone non potevano viaggiare, le merci sì. Allora, proprio partendo da questa considerazione, abbiamo detto cerchiamo di aiutare i nostri imprenditori a mantenere i contatti con l'estero, ed ecco quindi che in questo modo è stato possibile, attraverso la Digital Showroom, di avere questo tipo di contatto. Quello che ci viene da dire è che è nata in tempo Covid, ma sicuramente oggi qui a Pordenone ne è una riprova, proseguirà anche dopo il tempo Covid. E infatti siamo qui un po' a parlare di questo, un po' scherzosamente insieme agli amici di Confartigianato abbiamo inventato questo titolo: fiera tradizionale contro fiera digitale. In realtà Francesco Terrin, la verità è che questi due modelli probabilmente si ibrideranno e si incontreranno, ma prima di tutto vorrei capire insieme a te di che cosa parliamo quando parliamo di Fiera Pordenone, e anche in che modo la pandemia ha inevitabilmente cambiato la vostra esperienza quotidiana. Se hai anche qualche numero? Sì, grazie. Pordenone Fiere è una società, piccola media società fieristica italiana, è proprietaria del proprio quartiere fieristico che è sito in Pordenone, è nata nel 1947 con la mitica fiera campionaria, poi ovviamente ha sviluppato nel corso degli anni delle specifiche manifestazioni, soprattutto professionali, di cui Samu Expo è forse la massima espressione. La pandemia sicuramente ha cambiato modello, cioè nel senso la pandemia ci ha sorpreso. Noi siamo stati fortunati perché siamo riusciti a fare l'ultima edizione di Samu Expo. Noi abbiamo avuto la fiera ai primi di febbraio, siamo riusciti a fare un'altra fiera Acquafarma sull'acquacultura internazionale a metà febbraio, e poi purtroppo Veneto e Friuli hanno chiuso per primi e ci siamo trovati a capire cosa fare. Infatti io ho alcuni dati. Noi solitamente facciamo dai 30 ai 33 eventi all'anno, fiere sia di pubblico che fiere professionali. Abbiamo circa 300.000 visitatori all'anno, 2.600 espositori, insomma, questi sono un po' i numeri. Però il 2019, 2020 e 2021 sono stati degli anni devastanti, cioè nel senso che siamo passati a 13 su 30 programmati nel 2020, ne abbiamo fatti 13, su 28 nel 2021 ne abbiamo fatti 14. Questo ovviamente per i famosi... Immagino nei periodi di relativa calma. Perché ovviamente le fiere erano e sono considerate degli eventi di grande aggregazione, certo. Quindi di fatto erano gli eventi che avevano più difficoltà a ripartire. Devo dire che c'è stato un dialogo abbastanza importante col governo, con i vari governi, perché nel frattempo ne abbiamo cambiati due, certo. Forse tre. Tre ne abbiamo cambiati, e quindi di fatto diciamo, devo dire che soprattutto l'ultimo ha dato almeno un orizzonte temporale più lungo ed è stato più facile organizzare le manifestazioni. Sicuramente i numeri dicono tutto, cioè nel senso siamo trovati a più che dimezzare l'attività, e devo dire che senza i supporti governativi non sarebbe stato possibile tenere in piedi un sistema fieristico non solo Pordenone Fiere ma italiano. Adesso guardiamo al futuro con ottimismo, anche con
cambiamenti importanti legati al modello. Su questo torneremo tra un po'. Franco, parlavamo di un sistema paese che in qualche modo ha cercato di supportare il sistema fiere. Venice Promex è un sistema territoriale che cerca di supportare le imprese del territorio. Dal vostro osservatorio come è andata? Inevitabilmente non può essere andata bene, ma quali sono le tendenze che vediamo rispetto al panorama nazionale e internazionale delle fiere? Beh, allora così mi affianco a quanto ha detto appunto Francesco adesso, Domenico, proprio anche cercando di condividere di cosa stiamo parlando, perché in termini numerici tutto l'aspetto fieristico è veramente un aspetto molto importante. Se pensiamo nel mondo, noi abbiamo circa 4 milioni e mezzo di aziende che partecipano agli eventi fieristici, 303 milioni di visitatori e un fatturato di 275 miliardi. Quindi parliamo di questo. Se lo caliamo in Italia, parliamo pre-Covid, quindi 2018, noi parlavamo di 60 miliardi di fatturato su 43 poli fieristici, 913 manifestazioni, di cui 200 su richiamo internazionali. Questi erano numeri che consentivano e consentono alle nostre imprese di esportare. Di punto in bianco 2019-2020 questo apparato e questo volume d'affari si è bloccato e anch'io voglio così condividere quanto ha detto Francesco. Se non ci fossero stati gli interventi governativi veramente saremmo stati messi molto male. A questo punto però bisogna guardare il futuro. Noi come Venice Promex in tempo Covid per l'appunto, per essere vicini alle imprese, per aiutarle ad esportare e mantenere i contatti, abbiamo fatto l'attività della Digital Showroom, perché adesso magari lo abbiamo dimenticato, ma ci ricordiamo che nei 2 anni passati potevamo uscire di 200 metri da casa nostra, quindi voglio dire, sembra un'epoca fa, ma sono 2 anni fa, quindi noi eravamo veramente bloccati, non potevamo muoverci e quindi l'unica arma che avevamo erano le nuove tecnologie ed era appunto la digitalizzazione, sulla quale magari penso che poi potremo ritornare. Sì, ricordo i giorni dell'inaugurazione della Digital Showroom e ancora di più quelli prima, quando ci si chiedeva che cosa facciamo. Adesso sembra tutto normale, in realtà è stato fatto un grande salto in avanti. Alberto Mattiello la chiama la doppia accelerazione, perché da un lato abbiamo tante tecnologie disponibili, prima accelerazione, dall'altro la pandemia ci ha costretto a utilizzarle a tutti, anche alle aziende più piccole, seconda accelerazione. Avevo una domanda, le fiere dicevi sono una leva fondamentale per l'export, Sì. Quanto contano per le aziende? Ma guarda, i dati che noi abbiamo, soprattutto per il tessuto della piccola e media impresa, e qua oggi noi siamo in presenza della piccola e media impresa, grosso modo favoriscono il 75% delle attività all'estero, perché sono momenti veramente importanti per la promozione e per l'avvio dei contatti con l'operatore, sia esso italiano che estero. Quindi l'evento fieristico sarà, questo qua entriamo diciamo nella sfera di capire il futuro, ritengo che sarà sempre comunque essenziale per la promozione del prodotto. Che poi questo sia digitale o in presenza fisica ne possiamo parlare. Sicuramente io non voglio anticipare delle conclusioni, ma anche qui la contrapposizione che magari qualche media porta avanti tra la digitalizzazione e la presenza, tra l'online e l'offline, io penso che sia tecnicamente sbagliata, non sono in antitesi tra loro. Su questo ritorniamo tra un po'. Ricordo nel frattempo che siamo in streaming sulla pagina Facebook di Confartigianato Veneto, su tutte le pagine che rimandano il segnale, e anche, altra innovazione, sui tablet a disposizione degli espositori di quest'area, per cui incrociamo ancora una volta tradizionale ed evoluto e avanzato. Francesco, ritorno da te, raccontavi prima l'esperienza di una fiera alle prese con il Covid e quindi con in qualche modo l'ignoto, il supporto che Fiera di Pordenone ha trovato in qualche modo da parte del governo, comunque delle istituzioni, ma la mia domanda è in che modo siete stati vicini alle aziende tradizionalmente vostre espositrici, perché io insomma ricordo, abbiamo una certa esperienza anche noi come Bloom nel mondo delle fiere, ricordo un disorientamento generale e la costante era la richiesta di informazioni e di supporto. Sì, hai colto nel segno, nel senso c'è stato un grande disorientamento e spiazzamento nei prime settimane e mesi, perché
penso che tutti in Italia non avevano coscienza di cosa fosse la pandemia. E poi ci siamo trovati veramente, come diceva Franco, a non uscire di casa, portare solo il cane e uscire di casa. Cioè, sono cose che adesso mi fa sorridere i vari movimenti che nascono, che erano chiusi in casa e protestavano, non protestavano ma essere chiusi in casa. E dico, io sono contento di essere libero, magari con delle prescrizioni, ma contento di essere libero. Comunque, chiudo parentesi. Sì, allora, noi diciamo che questo ci ha colto molto all'improvviso. Devo dire che ha colto anche le aziende, perché di fatto molte aziende, anzi purtroppo in Italia, e forse questo è stato un errore del governo, ha bloccato proprio anche la produzione, cosa che non è successa in Germania, e quindi le aziende quindi di fatto sono trovate anche loro bloccate, quindi la fiera era l'ultimissimo dei pensieri. Superato questo momento abbiamo ragionato su cosa fare. Anche considerando che anche noi eravamo a casa, cioè nel senso non eravamo neanche preparati forse per lavorare come siamo adesso con questi splendidi strumenti, no? E quindi abbiamo deciso di capire, di pensare, di non fare cose affrettate. Quindi di fatto noi non abbiamo mai proposto fiere virtuali nel 2020 e nel 2021. Abbiamo piuttosto incrementato lo strumento diciamo multimediale, ma lo strumento digitale nel contatto con l'espositore per facilitargli delle operazioni legate ovviamente a fare la fiera fisica. Cioè abbiamo cercato di migliorare l'approccio digitale e ovviamente anche la comunicazione digitale. Nel converso abbiamo anche ovviamente, però allora, in alcuni casi quando siamo ripartiti con l'attività fieristica abbiamo affiancato agli eventi fisici delle parti virtuali, delle piattaforme virtuali. Samu Expo quest'anno per esempio vede proprio un affiancamento, c'è la fiera fisica che vedete tutti e ovviamente una fiera virtuale, cioè una piattaforma che parte da sabato, dura altri 6-7 giorni, dove le aziende espositrici e visitatrici, ma anche quelli che non sono potuti venire in fiera, possono continuare a fare business. Questo è una novità, cioè nel senso, nel mondo fieristico questo è entrato molto e quindi di fatto noi lo facciamo con la piattaforma Smart 365 di ITA ICE. L'abbiamo fatto anche per un'altra fiera nel 2021, nei Happy Business to You, la fiera del contract. Dire se funziona, sicuramente è uno strumento in più, ritengo che sia abbastanza un vantaggio per l'espositore sia per il visitatore. Devono cogliere loro l'opportunità, probabilmente devono fare un'evoluzione anche le aziende, quindi capire che c'è un momento fisico importante, ma ci deve essere anche un follow up digitale altrettanto importante. Su questo spunto molto interessante torniamo tra poco. Franco, torno a te. Citavi la Digital Showroom tra i primi interventi di Venice Promex. Quali sono state le altre azioni a supporto del sistema imprese in questo periodo di pandemia? Ecco, innanzitutto diciamo a fianco a questa attività di digitalizzazione abbiamo mantenuto i contatti, parliamo proprio in questi tempi Covid, abbiamo mantenuto i contatti con i nostri operatori, con la nostra rete estera, vale a dire tutti gli uffici delle Camere di Commercio italiane all'estero, gli uffici ICE, ma abbiamo anche timidamente, posso dirlo, cominciato anche a viaggiare perché a gennaio eravamo a Dubai all'Expo, un'occasione nel quale abbiamo presentato anche un video sulla realtà economica veneta e la settimana scorsa siamo appena tornati dalla Colombia a Medellin quando abbiamo partecipato in nome per l'Italia del forum delle Pymes e dello sviluppo, quindi diciamo siamo sempre stati a fianco alle imprese con un'azione ecco, che non va sottovalutata e che valeva prima del Covid anche dopo ed è quello che continuiamo a dire alle imprese, che tempi come quelli che stiamo vivendo hanno bisogno di una informazione precisa giornaliera. Cioè questa attività di intelligence, quindi di capire dove vanno i mercati, come si muovono i mercati, è stata una delle azioni che in questi 2 anni ci ha visto molto impegnati a fianco delle nostre imprese. Ecco, questo diciamo è in estrema sintesi proprio questa attenzione. Poi da ultimo, come diceva adesso Francesco, l'accelerazione nell'uso di questi strumenti. Oggi siamo qua in una digital showroom che 2 anni fa nemmeno potevamo pensarlo. Le piattaforme Zoom, Meet, tutte quelle che abbiamo inventato fino a 3 anni fa sembrava arabo e adesso oramai le riunioni le facciamo solo in Zoom, Meet e quant'altro. Francesco, torno a te, dicevi prima le imprese devono un po' cambiare mentalità, sicuramente lo devono fare, probabilmente lo stanno già facendo anche le fiere. Io ho l'impressione che il grande salto, su questo chiederò anche a te Franco una riflessione, il grande salto sia
il passare, lo dicevi così en passant anche tu prima, dalla fiera come evento una tantum in cui raccolgo gli ordini fondamentalmente, alla fiera come piattaforma anche di contenuto, di informazione, di divulgazione, è così? Sì, allora il vantaggio di questi strumenti è che ti permettono ovviamente di avere un contatto costante 24 ore su 24 indipendentemente dai fusi orari, perché poi noi viviamo in Italia con fuso orario di Roma, ma se andiamo già in America abbiamo già dei fusi orari decisamente diversi. È ovvio che quindi avere uno strumento che ti permette di entrare in contatto quando vuoi tu, come vuoi tu, andando a reperire le informazioni che ti servono, devo dire che è assolutamente da sfruttare. Le fiere ovviamente devono fare, credo, il loro mestiere, cioè nel senso incrociare domanda e offerta nel modo migliore, in un approccio fisico, perché è stato ricordato alcuni numeri, il sistema fisico è importante, ma è importante per un indotto, cioè tutti i visitatori stranieri, tutto ciò che crea non solo il fatturato delle aziende fieristiche, ma tutto un indotto importante. Se ne è accorto anche il governo, che all'inizio spingeva molto sulle famose fiere virtuali, poi si è accorto forse che gli albergatori di Milano non erano così contenti e quindi poi c'è stata una piccola marcia indietro. Secondo me l'approccio deve essere duale. Con l'approccio duale, quindi il famoso ibrido, adesso ho fatto molto di moda chiamarlo physical, digital, adesso non mi viene anche il termine, io lo trovo molto orrendo, però diciamo comunque una fusione, come si fonde la cucina, si fonde anche il modo di fare fiere e credo che questo sarà il futuro per tutti. Franco, io ho 42 anni, faccio il giornalista circa da 20 e ho sempre sentito dire che le fiere sono moribonde, ma ho la grande impressione che questo sia un grande momento di rinascita delle fiere, perché tutti stanno riscoprendo il loro core business, il grande patrimonio sul quale siedono, che è la competenza su mercati specifici e la rete con l'economia reale, con le aziende che fanno le cose. È così? Sono assolutamente d'accordo con te, penso che fra altri 20 anni diranno sempre che le fiere sono moribonde, quindi porta bene da questo punto di vista. No, ecco, io due battute veramente sintetiche. Allora, noi in Italia abbiamo veramente la moda degli slogan. Phygital probabilmente adesso per qualche mese ci colmerà i media, ma è un po' come quando abbiamo parlato di 4.0, io scherzando nei convegni dicevo mi è scappato il 3.0, non l'ho visto. E quindi questo è proprio un atteggiamento purtroppo che noi abbiamo. Però tu hai adoperato una parola, Domenico, che io vorrei riprendere, che è specializzazione. Allora, io non lo so cosa succederà per il futuro, sicuramente le fiere cambieranno perché sarà inevitabile, ma cosa succederà? Probabilmente il modello sarà quello verticale e qua mi sembra che questo esempio anche qui lo possa testimoniare. Non credo alla fiera virtuale in senso stretto, a 9 mesi che l'anno scorso ha fatto la fiera virtuale, tutti gli indicatori che hanno fatto i quesiti hanno detto e confermato non si può vivere solo di virtuale, quindi la formula ibrida o in altro modo è sicuramente quella più importante. Il rischio che io vedo in avanti non è un rischio, si tratta poi di operare. Non andremo più alla ricerca dei grandi numeri, come rivolgo a Francesco. Cioè noi oggi misuriamo la fiera, quanti metri quadri, quanti visitatori e magari vanno bene le scolaresche per aumentare i numeri. Ecco, questo non è il futuro. Il futuro è specializzazione, è avere azioni verticali e per le grandi fiere, non è magari il caso di Pordenone, ma parlo di quelle grandi, io penso che i visitatori si muoveranno meno e quindi ci sarà bisogno del contrario, e vale a dire che la fiera si muove. Ecco, su questi due valori, la fiera che si muove e l'alta specializzazione, anche qua io penso che ci sia spazio per molti soggetti fieristici. Non è vero che ci si concentrerà tutti sulle grandi fiere, perché c'è uno spazio enorme sulle piccole, però se le piccole cambiano con questa verticalizzazione. Abbiamo ancora 3 minuti e Francesco, abbiamo capito che il tema è ibridare, mettere insieme virtuale e reale. Allora, nello specifico delle fiere della meccanica, che cosa conservare dell'esperienza in presenza e che cosa conservare dell'esperienza in virtuale? Credo, allora, l'esperienza, io non avevo purtroppo tempo di mostrarvi una interessante, proprio legato a quello che diceva Franco, ricerca di UFI, che è l'organo ufficiale delle fiere, che poi faceva un'analisi di quello che sarà la propensione dell'espositore e del visitatore di venire in fiera, che sono dati importanti per noi, perché se gli espositori non vogliono più venire in fiera, vogliono fare solo le vendite digitali, le fiere dovranno pensare a qualcosa. È venuto fuori che di fatto
sì, ci sarà meno propensione a venire in fiera, non tantissima, però non perché non ritengono valide, perché ovviamente ci sono più remore ancora legate ai viaggi, legate diciamo, alla scarsa mobilità. Poi anche in ragione di costo, ovviamente è molto più comodo mettersi davanti a un PC piuttosto che... Quello che succede quindi, e quello che farà le fiere, quindi anche le fiere della meccanica, è quello quello che stiamo facendo anche noi, rendere specializzato l'evento. Quindi il visitatore sa che deve andare a quell'evento lì perché trova solo le cose che gli interessano. Quindi le grandi kermesse resteranno sì ad Hannover, resteranno a Milano, però resteranno sempre meno nel mio pensiero. Quindi io mi auguro che la profezia di Franco sia vera. Le piccole e medie fiere, e noi stiamo facendo la nostra strategia, di fare eventi di 2 giorni concentrati, verticali, molto verticali. Facciamo uno per esempio sull'acquacoltura, che è un settore piccolissimo se si ragiona, e quindi che permettano ai visitatori di visitare in modo snello, per poi eventualmente incrementare queste conoscenze o i contatti con un aspetto virtuale. Quindi questo è l'obiettivo. Poi delle volte si fa meglio, delle volte si fa peggio. Diciamo che alcuni settori, per esempio sulle fiere di pubblico, questo si fa più fatica. Ovviamente ragioniamo sulle fiere professionali, quelle ovviamente delle aziende. Francesco, mentre ti chiedo di prepararti un consiglio per i visitatori, quindi una cosa da non perdersi a Samo Expo, Franco, ultima sottolineatura, un flash, l'insegnamento più importante che ci portiamo a casa dalla pandemia. Avere sempre la capacità di adattarsi ai nuovi scenari, ma soprattutto arrivare 5 minuti prima che succedano. Questa è l'esperienza che stiamo vivendo e proprio per questa attenzione dei 5 minuti prima voglio aggiungere un'altra, come si può dire, suggestione. Anche qua è una parola non ancora capita, ma le esperienze nuove della fiera quali saranno? Verticalizzazione, come diceva Francesco, un giorno o 2, massima profilazione, ma in metaverso, parola questa qua strana, ma metterà in discussione anche questi aspetti, perché il metaverso ti consentirà di fare, e le piccole fiere la potranno fare, una sempre più, diciamo, esperienza in esclusiva. E questo sarà un altro piano d'azione, un altro tema sul quale ci si confronterà per il futuro. Noi tra un mesetto facciamo la prima conferenza stampa in metaverso, in metaverso, ti invito di sicuro. Grazie. Francesco, il consiglio per i visitatori, la cosa da non perdere. È vero, anche un inciso solo perché mi è molto interessante quello del metaverso. Sì, perché dobbiamo considerare che le generazioni nuove, che oggi ce ne sono parecchie, hanno un altro approccio. Cioè, ormai utilizzano il sistema, lasciamo perdere il PC non è più nulla, il telefonino, il tablet, tutti gli strumenti, per cui se quella generazione che sarà poi i futuri imprenditori, le future aziende lavorano con quel sistema lì, se non si evolve anche come sistema fieristico, certo, si trova indietro. Samo Expo, io dico, la cosa migliore è ritrovare la voglia di trovare le persone, stringere mani, finalmente possiamo farlo in sicurezza. Ci sono sicuramente moltissime aziende, io invito a visitare il padiglione soprattutto della subfornitura, perché dove c'è Confartigianato Veneto ma anche le imprese di Friuli Venezia Giulia, c'è molta possibilità di trovare e fare networking molto importante. Bene, allora grazie a Francesco Terrin, coordinatore area marketing e commerciale di Fiera Pordenone Fiere, grazie a Franco Conzato, direttore generale di Venice Promex. Il palinsesto di eventi qui a Samo Expo è continuo e iniziamo tra pochissimi minuti con Federico Frasson di FK Design. Il tema è costruire una marca. Un'ora di approfondimento per capire che cosa significa costruire una marca, che è l'elemento tra i più preziosi nel patrimonio di un'azienda. Grazie ancora e ci vediamo a prestissimo qui da Samo Expo.